Allo stadio di Vittorio Veneto il Calcio Padova femminile affronta i padroni di casa della Permac per la seconda giornata del girone preliminare di Coppa Italia. Le biancoscudate devono assolutamente vincere per accedere al secondo turno, ma non sarà affatto facile contro una formazione di categoria superiore. Dopo una prima fase di studio si accende la partita con il Vittorio Veneto in avanti, bella questa azione personale di Cisotto, ottima però la parata anche di Elena Orlando, ma le ragazze biancoscudate non stanno affatto a guardare. Dopo 5 minuti rispondono così con l'occasionissimo al 37esimo, molto bello questo tiro di Michelon, altrettanto efficace la parata di Peruzzo. Poi il Padova mantiene il possesso della sfera ma non riesce a concludere e l'azione sfuma. È una partita comunque aperta, il Padova deve vincere perché entrambe le squadre nella prima giornata hanno battuto il Gordigia, il Padova 5-1, il Vittorio Veneto 5-0, per cui si capisce il Vittorio Veneto basta anche un pareggio, però vogliono vincere le ragazze di casa. Si arriva nel secondo tempo, anche se basterebbe un pareggio, vogliono far valere comunque la categoria superiore che il Vittorio Veneto ha conquistato l'anno scorso vincendo il campionato di Serie B. Attenzione a questo pallonetto, è ancora bravissima Elena Orlando a sventare. Si arriva nei minuti finali e il Padova ha l'occasionissima per fare il colpaccio. Claudio Ferrato di testa sfiora così il palo. Gli ultimi 10 minuti però sono di fuoco. Qui siamo all'83esimo, c'è questo contropiede del Vittorio Veneto, si invola molto velocemente, entra in area di rigore e viene stesa a Simeoni, stesa da Alessia Mazzucato, che si guadagna anche il secondo cartellino giallo, espulsione. Le biancoscudate restano in 10, hanno anche un rigore contro, ma guardate Elena Orlando che para così il calcio di rigore di De Martin. Si resta quindi sullo 0-0, tutte le ragazze vanno ad abbracciare il portiere, però è forsennato il forcing del Vittorio Veneto, vuole la vittoria e quindi ancora Elena Orlando deve superarsi dopo un minuto e dopo 2 minuti con questa grandissima uscita. Però succedono almeno 5 nitide azioni in 5 minuti. Qui c'è una sospetta posizione di fuorigioco di Simeoni che riesce a anticipare Elena Orlando, poi però Cisotto non trova il tempo per concludere. Si arriva all'88esimo, c'è questa rimessa laterale, si gioca una palla sulla destra, il cross al centro, trova libera Dare che segna a 2 minuti dal 90esimo il gol che dà al Vittorio Veneto l'1-0 e la vittoria contro le biancoscudate che escono sicuramente a testa alta da questa sfida. Vengono eliminate dalla Coppa Italia, che comunque non era un obiettivo principale della stagione. L'appuntamento per il Calcio Padova femminile la settimana prossima per la seconda giornata del campionato di Serie B in casa del Gordige.